Buonasera a tutti, buona vigilia di Natale per questa edizione del notiziario di Telefriuli in apertura con la stagione sciistica che stenta a decollare. Ci sono infatti gli alberghi esauriti ma poca gente sugli sci, infatti la montagna soffre a causa delle temperature ancora elevate, non tutti gli impianti oggi hanno aperto. Facciamo il punto della situazione in questo primo servizio. Troppo caldo, poca neve e la stagione invernale stenta a decollare. Le condizioni meteo non aiutano e alcune piste degli impianti sciistici sono rimaste chiuse anche oggi. Addirittura a Tarvisio solo il 65% è al momento a disposizione degli appassionati. 5.605 gli ingressi registrati da Promoturismo nella giornata odierna, in linea col weekend precedente, quando però la gran parte degli impianti di risalita erano ancora off limits. Un anno fa, con condizioni meteo peggiori, ci furono circa 4.000 ingressi. Non mancano però gli eventi in alta quota, dalle passeggiate alle ciaspolate, fino alle escursioni per principianti ed esperti. Si parte da Sappada con a spasso con la slitta, trainata da un cavallo nella magica cornice di Cima a Sappada. A Sauris per tutto il periodo natalizio ci saranno ciaspolate a tema. Respiriamo l'aria di Natale a Sauris o si potrà scegliere l'Astrotecking sotto il cielo stellato di Lateis. A Forne di Sopra in programma la passeggiata di Fondovalle con l'asinello per gli amanti dello Zoncolan, tante le escursioni naturalistiche adatte a tutti nel Fondovalle, a Paluzza e in Valdegano. Sulle Alpi Giulia a Tarvisio nel fine settimana in programma il Forest Bathing. La prossima settimana inoltre inizieranno anche i primi allenamenti delle nazionali di sci italiane e straniere, a cui aderiranno alcuni degli atleti dei diversi team. Nel frattempo c'è grande attesa per la partenza del Festival Olimpico della Gioventù Europea, EIOF 2023. La torcia è arrivata ieri a Gorizia, ai giardini pubblici di Corso Italia. Ad accendere il braciere è stata, in veste di ultima Teodofora, la sciatrice alpina paralimpica ipovedente Martina Vozza. Buon festival! Grazie Gorizia! E le temperature sopra le medie stagionali penalizzano anche l'ambiente, i livelli di polveri sottili sono sopra la norma da quasi una settimana, complice anche l'utilizzo di stufa a legna e pellet per far fronte al caro energia. La cappa di caldo continua a persistere sulla nostra regione come sul resto d'Italia, con temperature che si mantengono al di sopra dei livelli stagionali, una condizione anomala che ha le sue conseguenze. L'aria mite che scorre sopra superfici fredde porta infatti alla formazione di nebbie e diffusa nuvolosità bassa. Purtroppo, quando si verificano questi scenari, che durano per più giorni, avviene un ristagno degli inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera. Il ricambio d'aria è minimo ed è ciò che prevalentemente avviene lungo la costa a causa delle deboli brezze, creando un'elevata concentrazione di smog. I grafici dell'ARPA mettono in evidenza la crescita delle PM10 dell'aria in particolare dal 19 dicembre. A Udine si segnalano valori superiori a 50 microgrammi per metro cubo, il limite massimo consentito. Peggio va nella bassa friulana, tra Palmanova e Aquileia. Questo è il grafico che interessa i territori tra San Giorgio di Nogaro, Porpetto e Tor Viscosa, dove le polveri sottili addirittura sfondano quota 70 microgrammi. La situazione è ancora più aggravata dall'accensione di stufa a legna e pellet, che se da un lato sostituiscono il gas come fonte di riscaldamento domestico visto il caro energia, dall'altro determinano una crescita dei livelli di inquinamento atmosferico. Molti, 9 su 10 secondo un'indagine nazionale da parte di Coldiretti, hanno scelto di trascorrere in casa al Natale per fare pranzi e cene con i parenti. Sentiamo gli udinesi. Ritrovo familiare come tradizione, finché si può c'è la salute in primis ci si riunisce. Pranzo e cena sempre con la famiglia, ma con sorella, nipoti. Una cosa molto tranquilla, pranzo in casa. Spendere poco in questi casi oppure si spende? Si spende più del normale. Nonostante l'inflazione? Nonostante, almeno sul cibo, almeno quel giorno. Pranzo di Natale con Fuori? parte, no, a casa con parte della famiglia perché l'altra parte è al Covid. Lavoro, a Natale io lavoro. Lavora? Sì. Dove? Io sono badante. Di dov'è lei? Da dove? Da Crimea. Soffrite per quanto sta accadendo? Tutti soffrono di quella cosa. Speriamo tutti che questa cosa finisce il più presto possibile. Siamo rientrati per le vacanze, siamo con la famiglia. Noi siamo di qua, però io lavoro a Torino ormai da 7 anni. E a Natale pranzo con la mia compagna e i suoi genitori. I regali per chi sono? Questo per la mamma. No, lei non c'è però. No, facciamo domani sera con i miei, domenica con i suoi. Dunque, cosa facciamo a Natale? Abitiamo a Bruxelles, quindi siamo qua per ritrovare la famiglia.
Mio marito è olandese, quindi mi accompagna, veniamo e probabilmente trascorreremo le festività in famiglia, mangeremo, chiacchiereremo, giocheremo, vedremo dei filmetti di vacanze, chiacchiereremo molto. E mangerete? Sì, mangeremo cose certo, buone italiane. cose buone italiane. Sto a casa perché sto tanto bene. La cronaca, incidente mortale ieri sera lungo la strada che porta a San Dorligo della Valle a perdere la vita un uomo di 61 anni in servizio. 4 persone sono rimaste ferite e una persona è deceduta nell'incidente stradale avvenuto nella primissima serata di ieri lungo la provinciale 12B che porta a San Dorligo della Valle in località Domio. Per causa in corso di accertamento da parte di carabinieri del radiomobile del comando di via Ermet, 2 vetture, una Fiat 500 e una Suzuki Celerio, si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita Dionisio Gerbassi, 61enne di Trieste, mentre gli occupanti dell'altra macchina, la madre e i suoi 3 figlioletti, sono rimasti gravemente feriti. Soccorsi da personale sanitario inviato dalla centrale Sores sono stati condotti dagli ospedali Catinara e Burlo. Grave una ragazzina di 13 anni che al momento si trova intubata. Inutili invece le manovre di rianimazione avviate dall'equipe sanitarie per cercare di salvare la vita a Gerbassi. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Difficile capire la dinamica del sinistro e individuare le responsabilità. Pare che al momento dello schianto non ci fossero testimoni. E di 3 persone ferite, di cui una grave, per questo è trasportata all'ospedale di Udine il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato poco prima delle 16 di oggi sulla Cimpello Sequals. Una Dacia, dopo essersi scontrata frontalmente con un altro veicolo che proveniva dall'altra parte opposta, è finita fuori strada tra l'uscita di Zoppole e Valvasone Arzene, terminando la corsa nel fosso. Un uomo che è rimasto incastrato all'interno del veicolo, ridotto in un groviglio di lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e quindi elitrasportato. I 2 passeggeri sono stati invece condotti con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone. Rilievi affidati alla Polstrada. Il recupero dei mezzi è stato effettuato dal soccorso stradale Bastianello. La Cimpello Sequals è rimasta chiusa al traffico. Uno striscione con la scritta "Non paghiamo per la vostra guerra" è stato rinvenuto questa mattina a Udine, nei pressi del distributore Esso di Viale Trieste. Difficile al momento capire il significato di quella scritta e chi possa averlo appeso al muretto di recinzione. Indagini da parte dei carabinieri. E poi ancora i vigili del fuoco di Codroipo sono intervenuti questa mattina per un incendio in un intercapedine di un tetto di una casetta di Talmassons. Giunti sul posto, i pompieri sono saliti sul tetto dell'abitazione, hanno praticato un foro per poter raggiungere l'intercapedine e spegnere le fiamme che covavano nel materiale isolante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del tetto. Abbandoni dei rifiuti a Pordenone dall'inizio del prossimo anno. I controlli saranno effettuati dagli ausiliari e dagli ispettori ambientali. Previsto inoltre il potenziamento dei controlli serali da parte della polizia locale. Ausiliari ed ispettori ambientali contro l'abbandono dei rifiuti. Col 2023 a Pordenone debutterà un nuovo servizio che, coordinato dalla polizia locale, avrà come obiettivo quello di arginare un fenomeno diffuso che col nuovo sistema della raccolta dell'immondizia in città sta mettendo a nudo non pochi problemi, che si traducono appunto con ripetuti abbandoni fuori dai cassonetti e in zone periferiche rispetto al centro. Sono tanti progetti che devono partire a breve. Confido nel mese di gennaio di poter far approdare un lavoro molto delicato che è stato fatto di attivazione degli ausiliari e degli ispettori ambientali. Altro tema estremamente sentito sul nostro territorio, quello della gestione dei rifiuti, ma in generale quello che riguarda l'attenzione all'ambiente, al patrimonio ambientale. Il nuovo comandante intende inoltre assicurare un maggiore controllo del territorio in orario serale e, nel limite del possibile, dissuadere dal bere alcolici chi si mette alla guida di un'auto. Con anche lì gennaio-febbraio contiamo di rimettere 2 pattuglie in servizio su strada tutte le sere da lunedì al sabato. La ricerca, voltiamo pagina, corre veloce in Carnia. La Tolmezzo questa mattina ha consegnato di fronte al municipio lo striscione "La Carnia corre per Teleton". Sono stati raccolti per la ricerca 22.500 euro. Sentiamo l'intervista. Davanti al municipio di Tolmezzo oggi parte dei tantissimi protagonisti della Carnia per Teleton si sono radunati con uno striscione firmato dai tanti partecipanti, ma soprattutto con un contributo concreto importante, 22.500 euro che sono stati raccolti e destinati alla ricerca. E poi c'è il valore di una carne che si è presentata unita con diversi comuni, con diverse associazioni, con diverse realtà imprenditoriali. Sindaco. Intanto bisogna fare i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato.
Per l'ennesima volta, mi viene da dire, non solo questa volta la Carnia si presenta unita, come hai detto tu, una cifra ragguardevole, più di 22.000 euro, ma diciamo che la cifra è simbolica oltre a quello che gli organizzatori sono riusciti a fare, perché riuscire a organizzare tutto, un insieme di squadre che vengono dal nostro territorio, e devo dire anche grazie qui alla comunità montana che ha coordinato un po' tutto per riuscire a realizzare questo progetto. Mi viene da dire che forse questo è il passo per un'iniziativa che ormai si ripeterà ogni anno e che spero che porti ogni anno sempre più fondi alla ricerca. Si è svolto ieri il concerto di Natale offerto dal Comune di Udine alla cittadinanza. Il momento più emozionante è stata l'esecuzione dell'inedito brano Cinisis dedicato ai 3 poliziotti uccisi l'antivigilia di Natale a Udine 24 anni fa. Un vero e proprio inno alla pace, spiegato il compositore. Sentiamo. Si chiama Cinisis ed è il pezzo inedito composto dal musicista Alessio Domini, dedicato ai 3 agenti morti nella strage di Natale del 1998. L'inedito è stato il cuore del concerto di Natale che il Comune di Udine ha offerto alla cittadinanza, che verrà trasmesso integralmente domani su Telefriuli alle 19:30. Un appuntamento particolarmente sentito perché, oltre che un'occasione per lo scambio degli auguri, è stato un momento per ricordare i 3 poliziotti friulani della squadra volante uccisi dall'esplosione di una bomba in piazzale D'Annunzio l'antivigilia di 24 anni fa. Giuseppe Guido Zanner, Adriano Ruttar e Paolo Cragnolino. Allora è andato ricordo di tutto il pubblico. Questo brano è nato anche ispirandosi, forse non so se siete riusciti a riconoscerlo, alla linea melodica del canto friulano ai Pread la Biele Stelle, che è un canto che a me piace moltissimo perché è un messaggio di, diciamo, di pace e che va a cantare contro ogni forma di violenza, e lo trovavo molto adeguato, molto in linea, in tema con questo concerto, con ciò che questo concerto vuole commemorare e anche con i giorni nostri, con quello che noi stiamo vivendo nella vita quotidiana nel mondo di oggi. Ecco. Ad animare l'intero evento sono stati l'orchestra Audimus, diretta dal maestro Francesco Gioia, e il coro FL Ensemble, presieduto da Federico Lepre. A esibirsi il friulano Lepre come tenore e la triestina Marianna Prizzone, soprano. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. A nome di tutta la redazione vi auguro buon Natale a tutti.